Buongiorno a tutti, questo è il secondo video che faccio sul tema ambientale ed esattamente sulla questione del verde per quello che riguarda un certo modo di far politica cosiddetta green ad Albignasego. Il primo video, e spero che l'abbiate visto tutti, riguardava la valanga di cemento che si è abbattuta recentemente in alcuni quartieri della nostra città. Però il problema non è limitato solo a questo. Il discorso del verde è un tema troppo importante perché sia trascurato o perché sia affrontato in maniera superficiale. Quindi la situazione attuale va chiarita con precisione e va detto con precisione quello che noi ambientalisti osserviamo nel territorio. Non sarà il primo questo video che dedicherò ai parchi di Albignasego, ce ne sarà almeno un altro che affronterà un tema molto delicato che stiamo approfondendo. Però vorrei partire da qui ed esattamente anche questa che è una foto che ricorda un episodio abbastanza bello all'epoca, no? Era in marzo del 2015 ad Albignasego, nel parco Modì, una grandissima fascia a disposizione per poter ripristinare in un certo senso l'equilibrio ambientale di Albignasego, che aveva proprio bisogno di riforestare una parte del territorio. Ebbene, 6 anni fa cosa è successo? È successo che dei ragazzi volontari, ai quali ho avuto l'onore di poter partecipare anch'io, avevano organizzato una piantumazione dal basso, diciamo, cioè doveva essere il cittadino a impegnarsi a tentare di ricostruire un'impronta, un equilibrio proprio piantumando degli alberi. E questa iniziativa ha avuto l'interesse dell'amministrazione, almeno in quell'epoca lì. Tant'è vero che è stato erogato anche un piccolo contributo di 500 euro. Poi cos'è che è successo? È successo quello che noi non ci aspettavamo, e cioè l'attenzione di questi amministratori è venuta completamente a mancare. Le nostre attese sono state completamente disattese perché nel tempo è accaduto questo. Ok, Nessun problema, ragazzi. nessun problema. Sbarbi, sono in paradura. Schiodiamoci. Ma che viaggio ti fai? Intrippato! Brutta storia, ragazzi. Brutta storia. C'ho delle storie, ragazzi, c'ho delle storie tese. Sai delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo slego. 1, 2, 6, 9! Together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo. Salagadoola, mechikapoola, bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi bobbidi boo. Salagadoola, mechikapoola, bibbidi bobbidi boo. Il successo di questa iniziativa dimostra l'attenzione dei cittadini di Albignasego in materia di ambiente e come amministrazione vogliamo proseguire in modo deciso su questa strada. In conclusione, cosa possiamo dire? Una semplice e triste considerazione, e cioè che un'amministrazione così efficiente come tenta di dimostrare su tutti i social e in tutte le occasioni possibili e immaginabili, dando tanti servizi e tanta efficienza alla città, in questa occasione si è dimostrata completamente assente.
Giuro che io in questa cosa non c'entro assolutamente niente e farò di tutto per dimostrarlo. E questo lo posso dire perché quando si è presentata la necessità di aiutare la crescita delle piante, cioè fornendo loro l'acqua necessaria per la crescita, soprattutto perché sono piante giovani e ne avevano estremo bisogno, il comune non ci ha fornito un minimo servizio, un minimo aiuto. Anzi, gli sfalci, l'ordinaria manutenzione in quel parco, effettuati in una maniera talmente invasiva che qualcuno l'ha definita talebana, ha compromesso completamente tutto il nostro lavoro. I pochi alberi rimasti li abbiamo visti. E quindi questo che cosa dimostra? Dimostra ancora una volta la pochezza dell'interesse verso il verde di questa amministrazione, nonostante tutte le promesse, nonostante tutte le parole, nonostante tutto quello che si è detto, gli impegni anche istituzionali che sono stati presi. Alla prossima. Sono fuori di testa, ma diverso da loro.